Buongiorno, sono la dottoressa Leoni, sono direttore della unità operativa complessa di cardiologia 2 dell'azienda ospedaliera di Padova e la nostra struttura si trova nel presidio dell'ospedale Sant'Antonio. La diagnosi delle aritmie avviene inizialmente con la percezione da parte del paziente di alcuni sintomi caratteristici, che sono il cardiopalmo. Il cardiopalmo, in maniera semplice, è il batticuore. I pazienti si spaventano molto del batticuore perché non è gestibile da loro e dà una sensazione di ansia. A seguito di questi sintomi molto spesso si rivolgono a dei cardiologi che fanno delle prime analisi semplici, quali l'elettrocardiogramma, su cui noi possiamo vedere molte cose riguardanti il cuore, e l'ECG Holter. Questi due esami sono gli esami preliminari per capire se ci sono delle aritmie già presenti quotidianamente. Se invece l'aritmia è saltuaria, molto spesso bisogna fare altri accertamenti più avanzati per riuscire a identificarla. I pazienti con aritmie possono avere sia tachicardie che bradicardie. Entrambe le situazioni possono essere pericolose, ma nella maggior parte dei casi sono benigne e prive di rischio. Noi però dobbiamo sempre considerarle principalmente come pericolose ed indagarle finché non possiamo invece dargli un'etichetta di benignità. Le bradicardie sono quando il cuore rallenta e il sintomo principale può essere sia una sensazione di cuore che batte in maniera molto intensa, sia la sincope, lo svenimento. Le tachicardie invece danno una sensazione di cuore molto veloce e una sensazione di ansia. Anche queste però a volte possono associarsi alla sincope. Nelle diagnosi dei pazienti che noi gestiamo con le aritmie abbiamo prevalentemente pazienti con fibrillazione atriale, tachicardie sopraventricolari più semplici, oppure anche malattie particolari che sono le canalopatie. La presa in carico dei pazienti con aritmie avviene presso i nostri ambulatori. Noi abbiamo degli ambulatori dedicati a queste aritmie e suddivise per tipo di aritmie, in modo da dare al paziente da subito le indicazioni giuste per la terapia, sia farmacologica che interventistica, ma soprattutto la presa in carico successiva, soprattutto in quelle patologie croniche che non sono sempre risolvibili solo con l'interventistica. I nostri ambulatori sono l'ambulatorio di aritmie di base, dove vengono pazienti che hanno solo sintomi e in cui non è stato riscontrato nulla all'oltre l'ECG e in cui parte tutto un follow-up diagnostico per dare un nome e un cognome alle aritmie che loro presentano. Poi abbiamo il laboratorio della fibrillazione atriale, dove accogliamo pazienti che hanno questa problematica e che indirizziamo nelle varie tipi di terapie che abbiamo a disposizione per questa aritmia, ma soprattutto poi teniamo in follow-up nel tempo per verificare l'efficacia delle terapie che abbiamo messo in atto. Abbiamo poi un ambulatorio per le canalopatie. Le canalopatie sono delle situazioni particolari di natura genetica in cui non sempre c'è un sintomo premonitore, ma l'elettrocardiogramma ci dà indicazione che c'è un problema che può essere importante. Mi riferisco in particolar modo alla sindrome del QT lungo e alla sindrome di Brugada, che noi gestiamo in un follow-up lungo dei pazienti, perché è una vera e propria presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie, perché appunto essendo patologie genetiche possono essere anche presenti in più membri della stessa famiglia. Queste patologie sono patologie croniche e a volte possono associarsi a condizioni di rischio per il paziente, quindi noi non ci limitiamo alla diagnosi ma anche poi a tutta la terapia che può essere necessaria o diagnostica ulteriore per stratificare il rischio di questi pazienti. Infine abbiamo altri due ambulatori molto particolari che sono quello delle aritmie nei cardiopatici congeniti adulti. Questa categoria di pazienti sono pazienti che hanno cuori che non sono strutturati
come i cuori normali, ma sono malformati, sono stati corrette queste malformazioni chirurgicamente e nel tempo, crescendo, possono sviluppare delle aritmie. Noi ci occupiamo assieme alla cardiologia pediatrica e alla clinica cardiologica di questi pazienti per l'aspetto aritmologico. Infine abbiamo l'ambulatorio delle aritmie dei bambini. I bambini hanno molte aritmie, molto spesso nel 90% dei casi assolutamente benigne e ci arrivano un po' come centro di riferimento da tutta la regione proprio per fare diagnosi, trattamento oppure mantenere in follow-up questi pazienti che poi quando crescono passano agli altri ambulatori. Che terapie abbiamo a disposizione per curare le aritmie dei pazienti? Ovviamente ne abbiamo tantissime e la scelta della terapia dipende da tanti fattori, dipende dal tipo di aritmia, dipende dal tipo di cuore che abbiamo sottostante, dipende dall'età del paziente e dipende ovviamente anche dalla volontà del paziente di intraprendere un percorso piuttosto che un altro. Per quanto riguarda la fibrillazione atriale, nella nostra unità operativa abbiamo sia il ramo relativo alla terapia farmacologica, qualora i pazienti non vogliano o non possano essere sottoposti a terapie interventistiche, sia la possibilità di fare ablazioni. Le ablazioni ovviamente sono risolutive nella maggior parte dei pazienti, anche se a volte possono ritornare queste aritmie e quindi possa essere necessario ripetere questa cosa. Le ablazioni sono la terapia di scelta anche per altre aritmie diverse dalla fibrillazione atriale di cui noi ci occupiamo, le tachicardie sopraventricolari, la sindrome di Wolff-Parkinson-White o altre situazioni aritmiche relativamente benigne che però sono molto fastidiose in cui noi pratichiamo questo intervento ablativo. L'intervento ablativo non è altro che l'inserire dei fili all'interno del cuore, indurre la tachicardia e capire dove questa tachicardia si trova all'interno delle camere cardiache e poi cercare di eliminarla facendo delle piccolissime bruciature. Infine abbiamo le terapie per i pazienti che hanno i cuori che vanno troppo piano e sono sostanzialmente l'impianto del pacemaker. I pacemaker che abbiamo a disposizione, che impiantiamo, sono di vario genere, abbiamo sia quelli con fili che quelli senza fili e applichiamo la terapia adeguata in base alle caratteristiche del paziente. Il pacemaker serve per far andare il cuore a una velocità adeguata per cui il paziente non debba più sentire nessun tipo di sintomo. Infine abbiamo quello che è il salvavita per definizione e che riserviamo solo ad alcuni pazienti che abbiano delle aritmie veramente pericolose per la vita ed è l'impianto del defibrillatore. Anche questa è un'attività che noi svolgiamo e l'impianto del defibrillatore anche qua possono essercene vari tipi, con fili e senza fili, e la scelta dell'uno o dell'altro è relata al tipo di patologia che ha il paziente e in parte anche al tipo di desiderio del paziente di avere un device rispetto a un altro, però questo aspetto è secondario perché la prima scelta deve essere in base a quello che è meglio fare per il paziente stesso.